Nuove assunzioni, equip mediche che affiancheranno le scuole, potenziamento dei dipartimenti di prevenzione delle ASL. Sono alcuni dei punti contenuti nel piano territoriale che la Regione ha delineato per fronteggiare un'eventuale ripresa della pandemia e che sarà votato domani in giunta. Andiamo con ordine. La Sanità Ligure affiancherà il ritorno in classe degli studenti con una squadra operativa composta da infermiere, assistente sanitario, infermiere pediatrico e tecnico della prevenzione. La squadra lavorerà insieme agli istituti, farà informazione, effettuerà dei sopralluoghi, monitorerà lo stato di salute di ragazzi, docenti e personale. Entro il 15 settembre, spiega l'assessore regionale Viale, saranno assunti 77 operatori sanitari, di cui 7 in ASL 4, per un totale di 2,5 milioni di euro. La Regione prevede poi nuove assunzioni per i dipartimenti di prevenzione, cuore della strategia. Attualmente, spiega Viale, gli operatori in servizio sono 591 a fronte di un fabbisogno complessivo stimato in 921 unità, con una carenza di 330 persone da integrare, con priorità per 33 unità da destinare alle strutture di igiene e sanità pubblica. Nel piano sarà poi valorizzato il ruolo dell'assistente sociosanitario, servono 249 infermieri, 75 di questi saranno infermieri di famiglia. Una parte del personale infatti sarà dedicato ai medici di medicina generale per l'attività in studio, così da valorizzare i presidi territoriali. Si prevedono poi nuove assunzioni anche per i GSAT, che si occupano di assistenza a casa. Per la ASL 4 il numero ottimale di 3 gruppi, attivi 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20. Infine, le RSA. Il piano prevede controlli e percorsi di monitoraggio sia degli anziani sia delle regole per l'ingresso dei nuovi ospiti, ad esempio la previsione della cosiddetta zona buffer di isolamento prima dell'ingresso definitivo nella struttura, oppure test sierologici a ospiti e personale.